dei giorni politici, ma non importa, anche se sono i miei giorni di vita, non ne frega più niente. Io dico, ma avete conosciuto questa città? L'avete mai vista questa città? Ma come la conoscevate questa città? Vedete, una città non è fatta solo di pietre o di sassi, come quegli orribili che hanno svalorizzato la nostra piazza e il nostro listone, degni forse di una mulattiera in montagna, ma non per una piazza nobile e alta della Serenissima. Oh, lasciamo perdere. Che la città non è fatta di soli sassi e di pietre. E guardando il suo ambiente, l'ambiente che Portogruaro aveva, ma guardandolo ancora oggi l'ambiente ti parla, ti dice la sua storia, la nostra storia. E allora rimboccatevi le maniche e incominciate a usare la coscienza. Non lavorare per gli interessi di pochi, sulle speculazioni di pochi. Qualcuno, quello che sta succedendo in tutto il centro storico, in tutto il centro storico, lo chiama il progetto di Dio. Io non so se questa sia un'eresia o meno. Il progetto di Dio. Fino adesso a me hanno detto che Gesù è morto ignudo su una croce di legno. Mi hanno detto che San Francesco ha abbandonato i problemi terreni per accogliere le ricchezze spirituali. Ho finito. E oggi mi trovo a sentir dire i progetti di Dio in collaborazione con l'amministrazione provinciale. Cioè, cosa vogliono dire i progetti di Dio? Ricchezza, soldi. Allora mi viene a mancare anche un po' di fede sulla questione. Ma finisco, Presidente, le assicuro che finisco, ma devo finire dicendo che in questi giorni io ero assente, mi dia il tempo dell'assenza. Allora, era un lavoratore ormai. Sì, ma era un lavoratore. Finisca. Allora io dico una cosa. In questi giorni è successo un grosso fatto politico, una sostituzione degli attori dell'amministrazione comunale e un intervento del consigliere di maggioranza Moro. Dunque, questa sera noi dobbiamo votare per le attività future dell'amministrazione comunale. Se è vero quanto io ho sentito da certi personaggi, da certi attori della maggioranza, io dico che questa maggioranza, dopo aver ricreato le Idi di marzo per uccidere Cesare, credo che l'unità non sia più possibile nella maggioranza. Credo. Ho finito. Sì, ho capito. Dunque, sì. Non ho finito. Dunque, è insensato, consigliere Moro, trascurare il possibile per correre dietro all'impossibile. Quello che è stato fatto è stato fatto, quello che era di Cesare è di Cesare, quello che è di Dio deve essere di Dio. Io spero
che questa sera, per l'avvenimento politico che è stato fatto in questa amministrazione comunale, non passi questa demagogia, questa questione del patto. Grazie consigliere. Grazie a lei, grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Florian per dichiarazione di voto. 3 minuti. 6 minuti. Grazie. Io ho ascoltato l'ennesima volta l'ipocrisia parlante, ma voglio raccontare al Consiglio Comunale più giovani, cos'è l'intromissione della politica sul lavoro degli esperti e dei professionisti. Il Porto Gruaro, la città di Porto Gruaro, quando si è dotata del piano regolatore generale, ha assunto l'architetto Nucci. I professionisti tecnici del comune, ben sapendo cosa poteva succedere per la questione delle spartizioni, della politica seria e pura, la politica è nobile, hanno chiuso, letteralmente chiuso, l'architetto Nucci in Villa Bombarda. L'hanno chiuso in Villa Bombarda senza che nessuno sapesse dove era nascosto l'architetto. Con le scale sono andati su per i balconi la Democrazia Cristiana di qua, il Partito Socialista di là, i Repubblicani di là. È interessante, ma